c'era una certa, come possiamo dire, un certo disagio dilagante fra i giovani, che è prevalentemente dovuto, io credo, un po' al pessimismo che stiamo trasmettendo, no? La crisi economica, la situazione di instabilità, i giovani che non possono avere un mutuo per la casa perché non hanno un lavoro fisso, le prospettive di lavoro post lauream che molto spesso sono basse, no? Il Covid è stato il detonatore di questa situazione. Improvvisamente si è scatenata in tutte le città italiane una situazione veramente di disagio dilagante. Io credo che nessuno nella propria mente possa ricordarsi a memoria di baby gang a Belluno, come nessuno le ricordava a Sondrio, non ce ne sono mai state a Reggio Emilia, non ce ne sono mai state a Treviso, cioè tutta una serie di situazioni che adesso improvvisamente sono esplose. Ci siamo sentiti varie volte con questi sindaci e anche con altri sindaci, anche Cuneo, anche Lecco, tutte città, diciamo, medie, mettiamola così. Abbiamo tutti lo stesso tipo di situazione e stiamo lavorando prevalentemente su che cosa? Da un lato su un approccio di tipo scientifico, cioè ci stiamo interfacciando con la ULSS, con gli esperti, con gli psicologi, con i pedagogisti per capire cosa si possa fare dal punto di vista, diciamo, diciamo, scientifico. Dall'altro stiamo costruendo proprio una rete, una relazione fra città che hanno questo stesso problema e con la stessa dimensione, per costruire delle progettualità che possano in qualche maniera tenere impegnati in modo positivo i ragazzi. Stiamo lavorando con le altre città per costruire non delle micro iniziative a livello comunale come si faceva prima, invece con delle iniziative di carattere globale che in tutta Italia in qualche maniera spingano in una certa direzione, cercando di recuperare i nostri ragazzi e metterli in una situazione di agio e non di disagio.